Una ditta di traslochi sta svuotando definitivamente la struttura del liceo Fermi di Via Esnardi. Le suppellettili della sede dichiarata inagibile saranno trasferite in un altro istituto che ospiterà gli alunni della scuola di Via Morinella. In Italia potrebbero essere migliaia gli edifici da svuotare. Solo il 30% delle scuole, ha detto oggi il ministro Marco Bussetti, è in regola con le certificazioni. Un dato che l'Unione degli Studenti farà riecheggiare durante la manifestazione di piazza prevista per il 12 ottobre. Non avere le certificazioni non vuol dire non garantire sicurezza, ma il Ministero ha stanziato 5 miliardi per l'edilizia scolastica e nel prossimo periodo permetteranno di aprire cantieri in tutte le regioni italiane. Intanto, anche quest'anno, gli studenti del Fermi di Cosenza saranno costretti all'esilio. Lunedì dovranno intercettare la campanella giusta. Ancora non si sa nulla, dicono che sarà... Dov'è? Al Quasimodo, nella sede del geometra, ma ancora non è nulla di definitivo, non si sa niente ancora. Quindi entro lunedì avrete qualche comunicazione? È previsto che entro lunedì avremo qualche risposta definitiva, sperando. C'è un'altra questione che agita gli alunni dello scientifico, l'annunciata soppressione della classe seconda H. I 22 ragazzi saranno divisi nelle restanti 8 seconde, una decisione avversata dai genitori degli studenti che contestano anche la modalità della procedura adottata. La protesta è in atto e non sono mancati momenti di tensione, ma non è escluso che entro lunedì si trovi una soluzione. Lunedì 17 ci si avvicina e negli istituti ci si dà da fare perché tutto vada per il meglio. Nel plesso Falcone su Viale Parco c'è qualche preoccupazione in più legata alla viabilità. Speriamo tutto bene perché con il viale in queste condizioni è anche un po' problematico per noi, però auspichiamo che anche i genitori ci diano tanta collaborazione in questo senso. Quest'anno abbiamo aumentato una classe, quindi abbiamo una classe in più. Sul piano strutturale, l'edificio inaugurato negli anni 90 è tra i più moderni. Ogni anno vengono fatti dei sopralluoghi, quindi c'è anche un ingegnere sulla sicurezza che si occupa di venire qui plesso per plesso, non solo alla Falcone ma anche negli altri plessi.